È il libro Gender della discordia, si trova nella biblioteca comunale di Spinea e sta facendo scoppiare un vero e proprio caso politico. Il libro incriminato è proprio questo. L'importante è che siamo amici. La storia di due amici, un bimbo, Errol, e del suo orsacchiotto Thomas. Orsacchiotto che però un giorno decide di confidare ad Errol la sua vera identità. Dice: io non voglio più chiamarmi Thomas ma Tilly. E da qui nasce una nuova amicizia all'insegna della riscoperta di se stessi. Ora, se è vero che da una parte il libro veicola un messaggio decisamente importante, è altrettanto vero capire se in esso si celi, nemmeno tanto velatamente, una sorta di indottrinamento dei bimbi alla filosofia gender. E qui sta il punto: cosa possono capirne al riguardo i pulcini, ad esempio, di 5-6 anni? Dubbio di cui si è fatto portavoce il giovane consigliere leghista di maggioranza Marco Boldini, che, parlando addirittura di insidia, ha chiesto al primo cittadino di rimuovere il libro in questione dalla biblioteca di Via Roma. E di questo, con una mozione, si discuterà in municipio lunedì prossimo, 11 novembre, in Consiglio Comunale, con le opposizioni che gridano allo scandalo. Insorge anche il Coordinamento Veneto 2020, con i consiglieri regionali che parlano di oscurantismo storico riconducibile soltanto ai nazisti. Chiara al riguardo la posizione del sindaco. Approfondire se il tema per un bambino di 5 anni deve essere lecito, senza avere una tutela all'infanzia, esporlo nudo e crudo così, o è più giusto dare gli approfondimenti più tecnici con la maturazione del soggetto e magari le famiglie e tutta la società si impegnino seriamente a tutelare l'infanzia e a tutelare il diritto consapevole del rispetto alla persona. Io mi concentrerei su questo.